Buonasera, bentrovati a Corner, buon martedì, perché stavolta andiamo in onda di martedì, visto che si è giocato ieri sera. Do il benvenuto a quelli che saranno gli ospiti di questa sera, anzi l'ospite di questa sera, perché poi ne avremo un altro, quindi il primo degli ospiti di questa sera, l'assessore allo sport, Comune di Catania, Sergio Parisi. Buonasera, grazie. Buonasera e grazie a voi. Parleremo con Parisi di quello che è stato oggi l'incontro, il faccia a faccia con Grella e con il presidente Pelligra, soprattutto. Non possono mancare a Corner, anche Carlo Breve ci sarà, fra poco, arriva fra poco. Angelo Patanè. Buonasera, l'assessore arriva con 12 ore di ritardo. Un attimo. No, perché Patanè. il faccia a faccia l'abbiamo avuto prima noi. Un attimo. Ciao Sergio, buonasera assessore. Buonasera anche ad Alessandro Vagliasindi. Buonasera. E così abbiamo completato questo tavolo. Ma vado dall'altra parte dello studio dove ci aspetta. Buonasera Giulia. Ci sono io. Buonasera Angelo, saluto tutto lo studio, ma saluto soprattutto i nostri amici che ci stanno seguendo da casa. Noi qui siamo belli carichi per la vittoria di ieri del Catania contro il Benevento al Massimino e vi ricordo che se volete potete interagire con noi tramite la nostra linea WhatsApp, il numero lo trovate sovrimpressione. Beh, lo stiamo vedendo in questo momento, Sì. Un passaggio lo facciamo anche nella saletta VIP, quella che era prima la saletta di Patanè e Vagliasindi. Gliel'abbiamo dato in locazione. Esatto, adesso ci sono i cugini. Buonasera ragazzi. Buonasera. Ciao ragazzi. Avete un ospite. Avete lo zio. Sì, no, tre cugini e uno zio. Volevo far vedere anche salt bifagiano col sale. Va bene, grazie ragazzi, fra poco veniamo anche da voi, intanto cominciamo la nostra trasmissione come sempre, questa è una tradizione, vediamo il film della partita nella nostra copertina montata oggi da Massimo Ceraulo. Cuore rosso azzurro come sempre resterà, due colori, una fede, una città, tutti in fila allo stadio per la nostra squadra, abbracciati canteremo forza bella Catania. Vinci per noi, tifosi innamorati, ale ale Catania, calcio Catania, giocano solo giocando. Cuore rosso azzurro come sempre resterà, due colori, una fede, una città, tutti in fila allo stadio per la nostra squadra, abbracciati canteremo forza bella Catania, ale Catania, calcio Catania, gioca per noi, vinci per noi, tifosi innamorati, ale ale Catania, calcio Catania, giocano solo giocando. Giocano solo giocando. Giocano solo giocando. Grazie al nostro Massimo Ceraulo con questa versione inedita, tutta assolutamente produzione Telecolo. Produzione in casa, made in Telecolo. È inutile che andate a cercare queste canzoni perché le produciamo noi, le fa Gagliano di notte. Siete costretti a rivedervi la replica per riascoltare. E poi Massimo va a computerizzarle. Prima di parlare con Sergio Parisi di quello che è successo oggi a Palazzo degli Elefanti, sentiamo cosa ha detto ieri sera il presidente Pelligra proprio ad Angelo Patanè. È uno stralcio di quell'intervista. Sono arrivati in tekel rispetto, o volevo anticipare il sindaco o volevo anticipare l'assessore? Sentiamo Pelligra con Patanè. Abbiamo fatto tanto col tecnico perché abbiamo studiato, abbiamo visto cosa dobbiamo fare e questo è importante perché se non fai questo tecnico giusto un mister non può fare il lavoro. Non può lavorare. Sì, i giocatori hanno messo il meglio che potevano oggi. Ci hanno dato tempo perché
i prime giornate che giocano assieme, però si vede che loro hanno la forza per andare avanti e sono tanto sicuro. Fino ad oggi noi abbiamo già investito 15 milioni e ci vogliono ancora soldi. E questo capiamo del nostro budget andare avanti. È più difficile andare da Serie C e Serie B, l'investimento è grande. Allora noi sappiamo che quest'anno è duro, l'investimento abbiamo voluto fare, però abbiamo giocatori che hanno un tecnico e un'umiltà che lui sa come portare loro avanti. Il budget è stato sempre a prendere quello che c'è bisogno. E Vincenzo Grella con Mark e il nostro direttore hanno visto quello che c'era bisogno e hanno messo i giocatori giusti. Senti, ma siete in buon accordo con Grella? Certo. Perché alcuni dicono che insomma, per 10 giorni non vi siete sentiti, non avete fatto, ma che bella questa storia. Lui ha preso un po' di vacanze, ma anche io ero di volo, ma però noi ne parliamo quasi tutti i giorni. E domattina quando io sono all'estero faccio una telefonata, vedo come stiamo andando, anche a sera. Ci sono giorni dove parliamo 2-3 volte, 7 volte. Mr. Pelligra, let's make it clear. Catania want to win. Cosa risponde a chi le dice questo? Quello che rispondo? Certo che vinciamo. Questo è il nostro obiettivo. Andare avanti e vincere, a fare una squadra che è forte, avere una società come Catania ci merita vincere e questo è importante per noi. Allora, la prima domanda che faccio all'assessore Parisi è se Pelligra nel chiuso delle stanze di Palazzo degli Elefanti, adesso vedremo anche delle immagini di questo incontro, in qualche modo ha confermato oppure ha aggiunto qualcosa in più rispetto a quello che ha detto, cioè questo impegno che resta, che l'obiettivo è quello di proseguire nel progetto iniziale, è quello chiaramente di dare a Catania una squadra che possa aspirare a un palcoscenico direi più importante della Serie C. Però io partirei dalle considerazioni di Pelligra quando dice il campionato di Serie C è difficile, no? Cosa che non diceva, cosa che non ha detto l'anno scorso. Quindi cosa significa questo? Ovviamente inizia a capire il margine di errore è bassissimo. Esatto, no, ma soprattutto comincia a capire che deve misurare le promesse, comincia a capire che non è facile ovviamente gestire un campionato come quello della Serie C, quindi io vedo ecco, un passo avanti nelle dichiarazioni di Pelligra, che è un po' quello che è stata la discussione di oggi a Palazzo degli Elefanti. Naturalmente questo incontro parte un po' da lontano, no? Dalla vigilia della partita con la Carrarese. Poi avete chiesto dei chiarimenti anche recentemente, sia tu che il sindaco. Sì, io avevo fatto diciamo, un post facendo alcune considerazioni, perché sicuramente diciamo, un campanello d'allarme c'è stato alla vigilia della partita con la Carrarese, e campanello d'allarme che poi è continuato a squillare anche prima della partita con la prima di campionato col Sorrento. Abbiamo scritto a Pelligra, era nostro obbligo farlo ovviamente in assoluto silenzio, proprio perché eravamo alla vigilia della partita, chiedendo che cosa? Chiedendo diciamo, chiarimenti su quello che era accaduto, e poi diciamo, abbiamo chiesto un incontro qui a Catania, ovviamente per vederci, per confrontarci e ovviamente eventualmente dare una mano d'aiuto se ci fossero state delle difficoltà. Qualcosa ovviamente è accaduto, il problema della fideiussione lo conosciamo, probabilmente il gruppo Pelligra ha un po' banalizzato quelle che sono le regole del calcio italiano, perché come ha detto poc'anzi lui Pelligra, l'investimento che hanno fatto è un investimento importante, non ce lo dobbiamo dimenticare. Io penso che tutti a Catania abbiamo fatto la nostra parte, i tifosi, la stampa, chi più chi meno, il comune. Ricordate che l'anno scorso, l'1 settembre,
con una corsa contro il tempo riuscimmo a consegnare lo stadio consegnato per Catania l'1 settembre. Purtroppo poi quella partita l'abbiamo persa col Crotone, ma fu una corsa contro il tempo con un lavoro incredibile fatto tutta l'estate, portato avanti tutta l'estate con rischi enormi, perché se non ci fossimo riusciti, ecco, probabilmente chi ci ha messo la faccia oggi forse non sarebbe neanche qui seduto. Una cosa, Sergio, posso essere orgoglioso e contento di avere una giunta comunale e anche un assessore e anche un sindaco che storicamente sono vicini al Catania, cioè non lo fate da uomini politici e basta, ma lo fate come appassionati di calcio e appassionati del Catania, e questo potrebbe essere una garanzia aggiunta rispetto a quello al lavoro istituzionale che un assessore deve fare. Io ti ringrazio, però è anche vero che certe volte è anche più difficile, perché Chiaro. poi devi mettere da parte l'essere tifoso, devi mettere da parte anche i rapporti che maturano, no? In relazione alle tue deleghe, nel caso specifico i rapporti maturati con Pelligra, con Grella, perché noi in questi 2 anni siamo stati, diciamo, fianco a fianco, anche quando di fatto io non ero assessore, no? Nel momento della... ricordo perfettamente. Tra, ecco, una consigliatura e un'altra io ho lavorato lo stesso cercando di stare al loro fianco, e tra l'altro anche permettendomi, laddove era necessario, ecco, una possibile tirata d'orecchio come è stata adesso, perché poi noi rappresentiamo comunque la città, rappresentiamo i tifosi, e quindi è naturale che, ripeto, in maniera, diciamo, equilibrata noi dobbiamo farci sentire. Senti, ma posso chiederti alla fine cosa è venuto fuori? Quello che puoi raccontarci? All'inizio io no. Ma ce lo dici? Ma lo sappiamo. Ci siamo fatti... Ecco, vabbè, ovviamente... abbiamo chiesto un po' quello che è accaduto, e come ho detto prima probabilmente sono state un po' banalizzate, sottovalutate le regole del calcio italiano, che in qualche modo potrebbero anche dare delle conseguenze, giusto? Perché poi ma dico, è vero che c'è un deficit di liquidità in questa società, perché Pelligra lo ha escluso categoricamente l'intervista di ieri, è emerso nella vostra discussione? Ma non dalla nostra discussione, intanto emerge dalla partita di ieri, perché comunque noi abbiamo assistito a una partita bella, bellissima, abbiamo assistito a una partita con la consapevolezza che dietro quella squadra e dietro quella partita diciamo c'è una mano forte che è quella dell'allenatore, una mano forte che è quella di Faggiano, una mano forte che è quella di Grella, che finalmente può operare nel suo ruolo, avendo 2 figure così importanti come il mister e come Faggiano. Concordo. Quindi diciamo che veramente stiamo ottenendo grandi risultati, e l'investimento della società c'è e si vede, perché ieri c'erano in campo giocatori comunque importanti. Per questo io tengo proprio a precisare questo, che qui semmai il problema è a pagare lo scotto di un campionato importante, di una città importante come la nostra. Siamo partiti dalla D e la promozione in Serie C l'abbiamo ottenuta in un solo anno, non era scontato. Cioè, questi signori sono arrivati a Catania, non conoscevano Catania, se non Grella perché ci ha giocato, perché conosceva il calcio italiano, e non era facile fare quello che hanno fatto loro, questo dobbiamo dircelo. Poi è naturale che da parte nostra, in questo caso come amministratori, ma come la stampa, se vediamo che le cose non camminano nel verso giusto, dobbiamo, diciamo, dare quella giusta tirata d'orecchio affinché non accada di nuovo, e che poi ovviamente la necessità anche di tendere la mano laddove ci sono, diciamo, problemi da risolvere. Adesso il Catania è anche in gestione dello stadio, non dimentichiamocelo, e anche questo è stato un passo importante, lo voglio sottolineare. Ecco, cambio un attimino argomento, però quello che è accaduto negli ultimi 40 anni non è certamente quello che è accaduto in pochi anni, con tutti i passaggi che ci sono stati di carattere politico nella gestione, quindi la passata consigliatura, l'attuale consigliatura, e poi ovviamente i lavori che, come ho detto prima, non sono stati. Avete parlato anche di infrastrutture nuove? Sì, abbiamo parlato di infrastrutture nuove, ribadendo quello che noi abbiamo già fatto, abbiamo parlato anche di Torre del Grifo, il sindaco tra l'altro ha dato la disponibilità eventualmente a dare una mano d'aiuto per capire quale può essere il passaggio più semplice per arrivare a Torre del Grifo, quantomeno anche ai campi, attraverso la curatela fallimentare, anche ai campi da calcio, quindi un incontro
ovviamente super cordiale per i rapporti che ci sono, ma devo dire un incontro dove anche il sindaco è stato, diciamo, abbastanza preciso nelle richieste da fare e soprattutto, ripeto, in quel rispetto di quelle regole italiane che, diciamo, l'abbiamo ribadito, perché poi ci si può trovare, ci potremmo anche trovare più avanti in conseguenze, davanti a conseguenze sicuramente negative, però l'aspetto positivo Alessandro. è la partita di ieri. Assolutamente. Voi non fate tanti giri di parole, Parisi, Trantino, sicuramente sarà stato anche affrontato il tema della imminente scadenza 9 settembre, entro cui bisognerà depositare la fiduciaria integrativa a mercato chiuso a garanzia insomma, il monte ingaggi quando eccede 1 milione di euro. Su questo tema avete avuto rassicurazioni per evitare insomma, quel mini default che si è verificato sulla prima scadenza sullo stesso tema? Sì, abbiamo avuto ampie rassicurazioni, però queste rassicurazioni io le avevo avuto anche da Pelligra quando con una telefonata, dopo quel piccolo comunicato che avevo fatto a livello personale, ecco, mi era stato appunto rassicurato che tutto sarebbe andato al meglio. Ho ribadito di dare grande attenzione a quelle che sono le nostre regole. Io penso che lo stesso Pelligra abbia capito adesso La dice cosa in conferenza significa. stampa qualche giorno fa ha detto che si era affidato a dei consulenti che adesso non lavorano più per il gruppo Pelligra e che Sì, l'istruttoria di questa pratica era stata curata male. Ripeto, perché c'erano tempi che sono stati appunto evidentemente sottovalutati sì. E quindi, ripeto, bisogna stare attenti perché potrebbero essere anche in futuro conseguenze poi difficili anche da digerire, quindi sotto questo profilo, ripeto, siamo stati abbastanza rigorosi nel chiedere queste garanzie. Assessore da casa, Secco, ci dicono, ma è possibile che a meno di un anno forse il tabellone non funziona bene, pixel rotti o sfaldio? Beh, in realtà già anche l'anno scorso, quando dopo allora? la prima settimana, ovviamente stiamo lavorando col Catania, che adesso ha in gestione naturalmente anche il tabellone. Però la ditta insomma, un tabellone che è costato al comune un bel po' di soldi. Sì. Normalmente ribadisco fondi europei, giusto per una cosa del genere. Certo, una cosa del genere, che so, a Treviso a 3 giorni c'è tutto lo staff tecnico tecnico dei tabelloni a sistemare. Perché è il comune... in garanzia, quindi allora attiviamola, attiviamola e facciamo il tabellone in rivenire. garanzia, come dicevo prima, adesso ovviamente la gestione è del Catania, vi ho dato ovviamente anche in mano anche il tabellone e quindi col Catania stiamo vedendo voi contrattualmente siete proprietari del tabellone, allora chiamiamoli stiamo domani vedendo e insieme diamo al alla gente un servizio. Catania quali possono essere Cosa fare e gli come apporti fare? giusti. A proposito dei Assolutamente campi di allenamento ci possono essere novità, prima diceva Angelo Padani infrastrutture, ma questa società ha in questo momento in gestione il Massimino, la prima squadra si allena lì, il problema è anche tutto quello che c'è oltre, cioè i giovanili, la squadra femminile, c'è tanta roba. Beh, io dico, aggiungo a quello che ho detto prima sul discorso del Cibali e del Cibalino, dati in convenzione, ristrutturati, poi convenzione date naturalmente a termini di legge, così come a termini di legge abbiamo dato in convenzione il campo di Nesima, diciamo uno dei pochi campi regolamentari, ristrutturato anche questo con fondi comunitari, abbiamo fatto un bando, se l'ha aggiudicato il Catania, dove è stata l'unica società che si è presentata, quindi diciamo che in termini di strutture abbiamo veramente fatto la nostra parte. Lì sapete che si allenano tutti i settori giovanili, si allena anche la squadra femminile, hanno fatto questa scelta, potevano anche mandare la prima squadra, sicuramente il Cibali e il Cibalino stanno stretti al Catania per quanto riguarda la prima squadra, abbiamo parlato anche di questo, di possibili anche soluzioni anche nell'Interland catanese, devo dire ha fatto qualche proposta anche il sindaco, e è chiaro rispetto anche alla partenza che qualcosa anche su questo un po' si è fermato, no? Perché si era detto che si prendevano terreni, si facevano tanti impianti, anche lì evidentemente poi hanno toccato Siamo con a mano 2 anni e quanto passa. sia difficile. Io penso che in questo momento a Catania manchi solo un impianto di allenamento per la prima squadra. 3-4 volte a settimana, 2 volte al Cibali, il Cibalino, questo è quello che in questo momento sta mancando al Catania. Devo dire che oggi abbiamo fatto un ragionamento, abbiamo fatto una serie di analisi su quelli che sono gli impianti
in disuso nell'Interland catanese, perché poi noi a Catania dobbiamo garantire le altre squadre sportive, quindi abbiamo fatto il discorso del campo di Inesima, che ovviamente se lo poteva aggiudicare anche qualche altra squadra, se l'ha aggiudicato il Catania, ma noi dobbiamo dare attenzione anche alle altre società sportive. Abbiamo in cantiere con il sindaco e con la giunta la realizzazione di un campo da calcio, ma ripeto che sarà sempre destinato alle società nostre, ma sicuramente stiamo cercando insieme al Catania di trovare anche un'ulteriore area, un ulteriore spazio per immaginare quel campo che stiamo dicendo. Dobbiamo fra poco fermarci, soltanto un'informazione, sempre da casa ci chiedono, l'impianto di amplificazione dello stadio pare che non fornisca un servizio a tutti e comunque non riesce a servire bene. Beh, fino adesso ha funzionato, perché Ieri avete sera visto le casse. Ieri secondo me all'annuncio della formazione qualche non sarà stato collegato in maniera concreta. Però... non perfetta allora. Vale, grazie all'assessore Parisi che è stato qui con noi, potremmo andare avanti per tutta la trasmissione all'infinito. Adesso però fra poco ci occuperemo di calcio giocato, cioè il campo, abbiamo parlato di questioni societarie, futuro anche, perché no, chiaramente per quello che potrà essere. Ci ritroveremo, ne parleremo ancora, visto che insomma i temi sono abbastanza diciamo di grande attualità. Speriamo che non ci sia bisogno. Ecco, speriamo che non ci sia bisogno. Però ogni tanto dobbiamo parlare anche di calcio. Non per quei temi, ma solo per la partita. No, Sergio. Sono felice però che ho istituzionalmente la garanzia di una giunta comunale che segue con attenzione le vicende del calcio Mi Catania. permetto di dire con equilibrio, perché se sei troppo invadente poi Io ho detto stai in silenzio. No. Assessore, ora ti parlo io ti ringrazio perché hai fatto... mi hai raggiunto con un tuo post mentre io ero in vacanza e ho visto subito quello che hai scritto. E quindi è rimasto... Cioè, mi fa piacere, mi ha colpito e capisco che ho di fronte comunque un'amministrazione comunale. Come a noi fa piacere che Pelligra sia sempre molto disponibile con Telecolor. Lo ha fatto ancora ieri, ma poi assessore ti rinviterò, ma segui la trasmissione dopo, perché parleremo anche ai tifosi delle curve che ieri hanno mandato 2 segnali molto importanti a tutti quanti. Bene. Grazie all'assessore Parisi, grazie per essere stato con noi, restate lì, fra poco sentiremo i primi commenti da casa, andremo da Giulia e fra poco sarà qui con noi in studio Carlo Breve. Pochissimo, saremo di nuovo insieme. Rieccoci, siamo di nuovo in studio, come anticipato con noi c'è Carlo Breve. Carlo, buonasera. Angelo, buonasera a tutti, grazie. Ma che ridi? Dell'invito. Io da quanto tempo non mi ero... Oggi ci siamo vestiti Ebony and Ivory con Carlo, proprio perché dobbiamo fare il buono e il cattivo. Esorcizzare la Juventus. Esatto. Hai capito, perché sabato... Perché oggi siamo di martedì. Ma sabato? Ma sabato torniamo nuovamente in campo. 18:30 c'è la partita con la Juve Next Gen. E poi ce lunedì, la racconterai tu? Sì, e poi lunedì, a partire dalle 18 su Telefono. A partire dalle 18, poi lunedì abbiamo corner. E proprio per questo motivo abbiamo scelto io e il bianco Carlo, e il nero. il bianco e il nero. Black and white, white capito. and black. Vabbè, dai, andiamo da Giulia, dai. Ok, ci sono. Allora, anche da casa siete molto carichi, ho tantissimi messaggi. Iniziamo da Vincent che ci scrive: grande toscano, dà sicurezza ai ragazzi, appena avranno più minuti sulle gambe ci faranno divertire. Buonasera, quest'anno ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Toscana alla guida è una garanzia, da anima rossa-azzurra. Finalmente una squadra compatta, si vede il lavoro di Toscano, ci scrive Marco da Cireale. E ancora, una bella squadra ben guidata, ma stiamo con i piedi per terra. Forza Catania da Zio Pippo. E ancora una volta, buonasera, questa volta la musica è diversa. Tra 5-6 partite il Catania sarà la squadra da battere, sempre Forza Catania. Poi c'è Vito che invece si chiede se la campagna abbonamenti è ancora aperta. Sì. Perfetto. Andiamo avanti, buona la prima in casa. Sturaro maestoso, Guglielmotti, Caterpillar e Lunetta un furetto. È possibile vedere il gol annullato? Sì, l'abbiamo preparato. Adesso lo vediamo. Perfetto. Finalmente una squadra che lotta, sempre e solo Forza Catania. Sturaro rigenerato, giocatore fondamentale, Forza Catania da Salvo CT. Certo che è pazzesca questa cosa, no? Carlo, ma possiamo dire subito, cioè l'anno scorso Sturaro che l'hanno preso a fare, giocatore che non è conforme ai principi calcistici della Serie C, perché il tifoso di calcio però è così, no?
Carlo vuole tutto e subito, però poi si esalta nei momenti in cui le cose vanno tutte bene e poi si deprime. Ma ci sta comunque nel calcio è così. È chiaro. Carlo, brevemente Ma entriamoci nell'argomento Sturaro. La fotografia intanto della partita, poi di Sturaro avremo modo di parlare. Entriamo, mi sembra giusto. Adesso, che Catania hai visto tu? Ho visto il miglior primo tempo da quando io sono al commento tecnico del Catania, da 3 anni. Anche in Serie D il Catania nel primo tempo soprattutto faceva fatica contro tutte, anche se era nettamente superiore alle altre, ha fatto fatica. Da 3 anni a questa parte ho visto il miglior primo tempo del Catania, giocato con un'intensità altissima, con una ferocia agonistica incredibile e anche con grande qualità tecnica, quindi ho visto veramente il miglior primo tempo del Catania. Carlo è un grande professionista e limita questo ragionamento a 3 anni, perché ovviamente da allora io ti posso assicurare che è uno dei migliori primi tempi in assoluto nell'arco degli ultimi 7-8 anni, per intensità e sistema di gioco, poi ovviamente mutuandolo per le varie categorie, però rimane quella di ieri per me una partita da Serie 8 anni sempre Serie C. Esatto, Serie C. Purtroppo il nostro format attuale è quello. Parlavamo di Serie D e proprio di tutte le partite da ultimo in Serie C sicuramente è il miglior primo tempo o uno in assoluto tra i migliori. Allora, visto che stiamo parlando di partita, stiamo parlando di calcio giocato, cominciamo a vedere un po' di episodi. Lo chiedo anche alla regia, così ci prepara tanti un episodi. po' di clip. Partiamo con la prima, il primo episodio di Moviola che subito è in apertura. Qui c'è la profondità di Lunetta, Capellini arriva in extremis prima che Lunetta riesca a concludere a rete, però vedete come il Catania attacca lo spazio con Lunetta che parte in mezzo ai 2 difensori. Questo è un tema e su secondo cui me Toscano questo ha è un lavorato leitmotiv che lui ha preparato. Io ieri volevo fargli proprio questa domanda, perché ha scelto Lunetta. Lui, secondo me, lo staff ha studiato la partita del Benevento contro la Cavese, ha visto della staticità, esatto, della difesa del Benevento che soffre la profondità degli attaccanti, molto statica, non legge la profondità, e ha messo Lunetta che è proprio bravissimo in queste caratteristiche. Molti errori del Benevento sono indotti dalla pressione alta del Catania, cioè il Catania ha giocato per inibire in partenza la possibilità della costruzione dal basso del Benevento, mettendo sempre a turno Lunetta, Luperini, insomma i vari guastatori. Quella è un'altra strategia, Alessandro. Assolutamente. Hanno preparato la partita per attaccare forte i due esterni di difesa loro, Berna e Ferrara, con i 2 quarti di centrocampo con Guglielmotti e Anastasio, e si formavano delle coppie perché Luperini andava subito in pressione del play di Viviani e le 2 mezze ali, a parte i 2 attaccanti Carpani e Lunetta che andavano sui 2 difensori centrali, le 2 mezze ali si formavano delle coppie. Sturaro erano quasi sulla sempre, Campora e Di Tacchio, quasi sempre e Di Tacchio erano in anticipo sull'altro centrocampista su Talia, esatto. E questo ha fatto la differenza perché stava meglio del Benevento il Catania dal punto di vista fisico, nella prima mezz'ora sicuramente aveva più voglia di vincere. Andiamo sull'altro episodio. Andiamo sull'altro episodio, sempre nel primo tempo. C'è un fallo su Sturaro, secondo me sanzionabile con rosso. Questo è un cartellino, a mio avviso, rosso, non giallo. Guardate dove arriva il piede di Acampora sul ginocchio più alto del ginocchio di Sturaro. Questo è intervento, secondo me, da espulsione. Non so cosa ne pensate. Ci può stare, certo. Arancione, dai. No, è rosso, a mio avviso è rosso. Questo è un rosso, l'arbitro ieri ha diretto in maniera tranquilla i primi 45 minuti. È proprio brutto questo fallo. Nella ripresa all'inizio ha avuto un po' fretta con i cartellini. Esatto. E dopo si è un po' limitato, forse poi ha fischiato troppo contro il Catania, troppo poco contro il Benevento, però non è stato un arbitro disequilibrato. Andiamo avanti. Andiamo a vedere adesso il gol come nasce il gol. Come nasce il gol, tutta l'azione. Parte da una verticalizzazione di Gennaro. Guardate, 2 tocchi, poi Lunetta che entra, l'abilità di Carpani di seguire lo sviluppo dell'azione e battere Nunziante anche con una leggera deviazione
del difensore. È molto bello il movimento che fa Lunetta, Sì. lo stop orientato A seguire e salta Capellini facilmente. salta netto Capellini. nei primi metri, Sì. gli dà in 5 metri, Sì. gli dà 3 metri. Sì. Perché Però questo tutto ragazzo in verticale. ha una forza istantanea. Sì. Se possiamo tornare Incredibile. all'inizio Adesso dell'azione, la Angelo, se è rivediamo, possibile, certamente. per Però fare e Poi volevo la pulizia del calcio di Carpani Sì. veramente Sì, vabbè, l'anno scorso ha fatto 10 gol con la Recanatese, non... calcio a Guarda, secco. eccolo qui. Verticalizzazione che parte da Di Gennaro, nella zona morta si muove Carpani, poi Lunetta, il lavoro, Carpani a rimorchio, ma ce n'è 3 Però del attaccano Catania. l'aria, sì. Guarda, ci sono 3 uomini in area di rigore. già in atteggiamento offensivo per chiudere l'azione. Quindi diciamo Fatto questo, bene, veramente fatto bene. questo è il gol del Catania. Adesso siamo sempre nel primo tempo, c'è un'azione di Guglielmot sulla destra, un una cross, percussione molto interessante. e poi c'è una protesta su un contatto no, questo è No, un altro l'abbiamo episodio, saltato è il tiro probabilmente. è il tiro di Lanini, una sorta di rigore in movimento, fortunatamente non c'entra la porta. Qui una delle rare situazioni in cui la difesa del Catania L'unica. si è fatta sorprendere. L'unica situazione. Sì, Sullo siamo sviluppo di un circa al calcio di punizione, 45esimo. su un calcio di punizione laterale sono saltate le coperture preventive e poi A seguire, a scalare, sì. ha offerto questo comodo tiro a Lanini, fortunatamente. Qui diciamo che la difesa era un po' Qui, la questa fase si è di schiacciata un pochino Sì, la un difesa po' è stata e non colta è di riuscito sorpresa. lì di tacchio a Di tacchio, rientrare. sì. C'è un episodio adesso Primo, che il fallo all'inizio della ripresa. Sì, il fallo C'è di Capellini su Carpani. che commette Sì. un fallo netto, ma qui l'arbitro non ha non fischiato, non ha non fischiato. sanziona. Qui è giallo tutta la vita questo. Guarda, Era proprio il riferimento a cui facevo prima. Questo è proprio dopo le prime clamoroso, punizioni, l'arbitro dopodiché Questo è questo è si è clamoroso, girato un po' dall'altra non parte. può non essere fallo. Cioè, Non fischia però niente. si è proseguito, si è continuato Come se niente fosse. a giocare. E poi, sempre nel secondo Sì. tempo, c'è il gol annullato al al Catania. Catania ce lo chiedevano prima da casa. Adesso lo rivediamo Sì. e cerchiamo di capire cosa è La successo. decisione è corretta perché già Lunetta è in fuorigioco, cioè nel momento in cui Luperini fa la sponda, ora ci sarà un'immagine più chiara, Lunetta è già in fuorigioco. Guardate al momento in cui colpisce di testa Luperini, dov'è Lunetta? Guardate, Infatti. fuorigioco già ora. Quindi l'assistente secondo me, ecco, infatti l'assistente alza prima ancora che Di Tacchio ribadisca a rete, quindi valuta in fuorigioco Lunetta e già l'azione per lui è finita. Già, sul lì. colpo di testa il Catania doveva centrare lo specchio della porta. Assolutamente a quel sì. punto Assolutamente A sì. quel anche le punto posizioni sarebbe stato regolari. gol. Sì, Senza però in Luperini campo. da quella posizione non può fare di più, secondo Io, me. dalla nostra posizione È lontano, eravamo è lontano e totalmente- defilato, secondo me è giusta la scelta di giocarla sul a secondo sponda, top. assolutamente Sì. A cercare un Però compagno. poi lì è una questione di frazioni di secondo, quindi Vedi- è giusto l'annullamento del gol. Allora, poi andiamo a vedere quello che è l'episodio che ha consentito Sturaro- al Catania di portare a casa i 3 Sturaro punti. con i Vediamo insieme. guantoni. Esatto. Vediamo qui. Qui c'è Una gran un'azione parata di che Betters. coinvolge prima Borello, Sì. che trova questa soluzione, anche se forse sulla partenza c'era un fallo su Quaini, Sì. che in uscita stava liberando l'area del Catania, comunque l'azione prosegue, poi Borello, la respinta di Betters e poi Sturaro che spunta dal nulla, tra l'altro su una conclusione di Manconi molto forte, cioè Molto non era un forte, tiro forte, qualsiasi, angolata, era una conclusione calciata bene. quindi Il cocco- è doppiamente difficile questo intervento. fa praticamente il di Sturaro. coccodrillo in arrottamento. Sì, sì. Bella questa definizione. È stato davvero prodigioso e si trova davvero una posizione, anche perché lì è anche più facile Ma magari rischi essere anche di fare il saltato rigore, d'impatto. Sì, ma a quel punto Cioè, eh. in base a come scivoli puoi anche arrivarci con le mani, Però Carlo voleva prendi il parlarlo un rigore attimo. e Sì, resti No, quello di indietro. Angelo, ieri l'abbiamo Quindi commentato bravo. assieme, Te lo ricordi? ma dal primo minuto, dalla prima situazione in cui Sturaro è andato a mordere le caviglie a una persona, ho detto guarda la gamba di Sturaro gira in maniera diversa dalle altre partite, te l'ho detto E subito. volevi parlare proprio C'è qualcos'altro di in Moviola? progress. No, abbiamo finito abbiamo la Moviola. parlato Ma noi da ieri questo in apertura. studio tante volte abbiamo Ma detto, ieri ne abbiamo già tantissime volte E abbiamo Sturaro? detto come Sturaro aveva bisogno di giocare con continuità, di non farsi male, di prepararsi bene dal punto di vista fisico, tirato a lucido sarebbe stato un valore aggiunto per il Catania e ancora non è al top della condizione, abbiamo visto per 60 minuti un grandissimo calciatore che può fare il bene del Catania per tutto l'anno, con intensità, con quantità
e anche con una discreta qualità, che non è Posso dire una cosa per la sua poi ci qualità fermiamo? maggiore Ci nella dobbiamo tecnica fermare dopo, sì. sicuramente. Il bravo allenatore fa migliorare i giocatori che ha a c'è dubbio. disposizione. L'anno scorso i giocatori che miglioravano ne abbiamo C'è visti stata poco una cattiva, e niente. c'è Nessuno. stata una No, cattiva vabbè, Castellini. risorsa. Castellini aveva È stato Castellini. gestito male l'anno scorso Sturaro, perché tu da un giocatore che è stato inattivo tanto tempo non gli puoi chiedere poi di giocare tante partite consecutive. Si sono fatti male tutti l'anno scorso, Alessandro. Allora, adesso andiamo brevemente da Giulia, un paio di messaggi soltanto. Sì, buonasera a tutti, la musica è cambiata, adesso c'è un direttore d'orchestra doc e dei professionisti di musica compatti e uniti, ci scrive Livio Tribuna A. E ancora, troppa sofferenza nel secondo tempo, la partita doveva essere chiusa nel primo tempo, speriamo che gli attaccanti si rimettano presto, forza Catania, da Angelo da Tre Mestiere. Ricordiamo Neo. che ieri era una partita tra Inventata due, anche esatto. offensivamente da Toscano, Tra che due non cambi. aveva Montalto, non aveva, o comunque inglese pochissimo minutaggio, non aveva Jimenez, non aveva D'Andrea, quindi ha dovuto inventarsi la soluzione Lunetta, che poi ha pagato. Sì. Però dico, il fatto che non siamo riusciti a capitalizzare il vantaggio, a fare il secondo, molto dipende anche da quello che avevi Alessandro, a ma disposizione posso offensivamente. dire che dobbiamo quindi ricordare va pure bene anche così. che è una partita che, se non soffri col Benevento, candidata con un fronte offensivo tra i più pericolosi di questa Pensavo categoria, che Benevento con aveva un po'- Starita e non lo Esatto. ha considerato, l'ha messo Con- dentro gli ultimi 5 Perfetto. minuti. E con un portiere dall'altro lato che da solo fa reparto, e andare a fare un gol al Benevento, o lo fai con autogol, così come è avvenuto Con la nella Cavese. prima giornata di campionato, Con la o Cavese. altrimenti da quelle parti è difficile andare a fare financo un gol. Vero, difesa statica, portiere però saracinesca, fronte offensivo che ti può far male, avere sofferto mezzo tempo, Secondo me, c'è mezza secondo me, partita. Angelo, la partita del Catania l'ha dominata a centrocampo, perché il Stravino. centrocampo del Benevento, che veniva invece da una prestazione importante con la Cavese, soprattutto in Acampora, Sì. ieri non si è Smarrito. visto assolutamente. Acampora è stato sovrastato Da per Sturaro. tutta la partita. Era in difficoltà, allora ci Il dobbiamo Catania, secondo fermare. me, i presupposti della vittoria li ha messi lì. Alessandro, Carlo e Angelo, ci fermiamo, poi torniamo anche da Giulia, pubblicità, dopo ci ritroviamo con Corner. Torniamo da Giulia perché prima l'avevamo interrotta. Ancora un paio di messaggi. Ancora messaggi. L'anno scorso per il Catania la luna era storta, quest'anno speriamo che sia la lunetta giusta per andare in Serie B. Antonio Ascoli Piceno. Un messaggio per Patanè, infatti mi erano mancati. Buonasera a tutti, Patanè ti posso tagliare solo con gli occhiali da sole, ma alluciasti. Una domanda invece per voi. Buonasera, per la scadenza di giorno 9 dobbiamo preoccuparci o la Feduszione non ha bisogno di integrazione? Ha bisogno di integrazione. Sostanziosa, ma Pelligra ieri ci ha detto chiaramente che i fondi ci sono, il Catania è costato finora 15 milioni e costerà ancora altri soldi, e questi soldi sono nel plafond del Catania. Non Ricordiamoci che reputo oltre la lista dei 23 ci sono 6 giocatori e a qualche libro alle- paga del e qualche Catania che sono allenatore, rimasti e qualche sul allenatore, groppone. E quello- e qualche allenatore, sì, e qualche staff tecnico, e quello e qualche pure, direttore e quello sportivo pure. e qualche ancora. Allora, c'è una grafica da vedere, brevemente Sì, vediamo il calendario. del Catania. Sì. Vediamo i prossimi appuntamenti, Giulia. Esatto. Il Catania giocherà contro la Juventus Next Gen a Biella alle ore 18:30 sabato 7 settembre. Successivamente abbiamo sabato 14 settembre Catania-Picerno ore 20:45. Attenzione perché il Picerno sta volando, quindi sarà un test molto molto indicativo. Domenica 22 settembre ore 18:30 Giuliano-Catania. Catania Audace Cerignola mercoledì 25 settembre ore 20:45. Anche questa squadra che è partita fortissima con Peppe Raffaele. Domenica 29 settembre ore 20:45 Catania Monopoli. Quindi non ci 3 si- in casa e 2 sì, fuori nelle prossime esatto. 5. Non ci siamo dimenticati dei cugini. Adesso No. andiamo da loro, facciamo. Li vedo, sì, ci sono. Ci siamo, ci siamo. Ecco, ragazzi. Volevo Mi chiedere ero alla se- preoccupato. Volevo chiedere all'assessore Parisi, visto che è in garanzia il tabellone, se lo impacchettava e lo spediva un attimino. Ma magari c'è un altro nuovo, sai, perché aspetta ancora. Beh. Visto che dopo 3 giorni già non funzionava. Vediamo allora cosa scrivono i giornali oggi a proposito del Catania. Cominciamo col Chianghiere dello Sport, Il che mitico per il Chianghiere. secondo anno di fila ha vinto il premio come miglior giornale per ammucchiare il pesce. È stato grande, Che da cantiere vale doppio. Esatto. Cominciamo quindi
il titolo del chianghiere dello sport Che dice... intitola Un assatanato Catania strega il Benevento. Grinta, divertimento e soffrimento portano 3 punti con il Benevento. Vai, il Toscano analizza la gara coi campani. A me la squadra è piaciuta tanto. Anche a noi. Lunetta falso 9. La soluzione era già stata provata col Sorrento, schierando un falso attaccante. Ho dovuto scegliere tra lui, Ierardi o il Poppaccio di De Rossi. Poppaccio di Rose che fa storia a sé. Fa spessore. L'allenatore del Benevento Auteri. Nel primo tempo ho richiamato l'arbitro per contare quanti erano. Sembravano in 15. Nel secondo tempo siamo venuti fuori, ma se nella tua strada incontri gente come Di Tacchio, per riuscire a fare l'azione ci vuole l'aiuto dei signori. È vero. Problemi sulla fascia destra. Il campo di gioco deve essere rizzollato. Abbiamo visto qualche cazzeggiata. Dopo scorribande, scivolati, contrasti, accelerazioni, frenati, peresautati, corse a tutto spiano, Sgaggiatine. anche sulla corsia destra si sono creati dei solchi da fare invidia alla piana di Catania. Per i giardinieri vi sarà un duro lavoro. Dove passa Guglielmotti non cresce più l'erba. Non cresce più l'erba? Sì. Abbiamo la rivincita di Sturaro. Con il mister sono stato diretto e gli ho detto cosa volessi fare. L'anno scorso sono stato utilizzato in una zona non mia, troppo avanzata. Vero. Arretrando, come mediano, sto ritrovando la mia dimensione. Si vede. All'occorrenza posso arretrare ancora. Per esempio in porta. Sì, ci sta, ha fatto una gran parata. Trapani, salta anche Oddo. L'accordo col tecnico è saltato per motivi economici. No. La regione infatti non ha stanziato una cifra sufficiente per raggiungere l'intesa. Giustamente lo potevano fare un altro piccolo, giuntino, ci sono degli altri finanziamenti a Trapani, no? Niente l'escano Biffs. Ragazzi, Pelligra si è recato in comune. È peccato non c'è l'assessore, perché incontro dei vertici rossazzurri, il sindaco e l'assessore Parisi. Il presidente ha rinnovato il suo impegno, garantito sul futuro, chiesto uno sgravio sulla Tari, visto che non pure immondizia sanitaria, e domandato qualche concessione edilizia a quella. Mentre c'è la concessione edilizia ci sta, è caduto Tano. Allora, vai col resto del col resto del librino. Da Cappate a Cappani, al nuovo Catania abbattiamo i mani. Vai. Un Catania come non vedevamo da anni, batte il Benevento 1-0 e lo fa con una prestazione che, dal punto di vista agonistico, potremmo senz'altro definire cicigna proprio. Come si deve. Nel primo tempo i giocatori hanno subito cominciato a pressare ed a seguitare tutti quanti, tanto da trovare il meritato vantaggio con Cappani. Nel secondo tempo, a cotto di fiato, ci si chiude dietro a fare muro, a fare salutare i peri e basta. Sturaro salva un gol sulla linea e portiamo così i primi 3 punti a casa. I primi, speriamo di una lunga serie. Le interviste post gara. È proprio l'autore del gol Carpani o Carpani, non si sa. Carpani. Il gol, emozione unica. C'è stato un grande boato, per 10 secondi non ci ho capito niente. Anche gli avversari non ci hanno capito niente. Loro però per 45 minuti. Poi hanno cominciato a capire qualcosa, tipo che gli avremmo potuto far saltare i piedi da un momento all'altro. Sì, l'hanno capito. L'hanno capito subito. Sono fermati in tempo. Il migliore in campo Guglielmotti. All'inizio un po' di tensione l'avvertivamo perché il pubblico ci ha riservato un'accoglienza incredibile. Poi ci siamo sciolti e abbiamo attaccato a correre a 6.000. Così. Faggiano sugli esuberi. Li tratteremo bene. Abbiamo già comprato loro uno spray antimuffa. E a proposito dei esuberi, abbiamo delle chicche. Questa è una foto dei 6 in esubero. Che più o meno passeranno le giornate così per i prossimi 6 mesi. Per i prossimi mesi, non si sa. Andrea Pinto ci manda anche Andrea Pinto ci ha mandato questa bella immagine di Faggiano come avrebbe risolto la situazione. Un AI di Faggiano. Una risoluzione di Chirico. E dalla pagina di Magico Catania Group, che salutiamo, ci è pervenuto questo video di come Faggiano potrebbe trattare gli esuberi, vai, più o meno con questo. Così, se magari Faggiano con calma li può mettere dentro una valigia, così chiuderla. Sempre con la dovuta calma e delicatezza e poi mandarla via. Ma questo con la rassegna stampa, però mi chiedo. E questo per gli esuberi. Sì. Ricontinuiamo col resto del librino, quindi con la classica edicola del resto del librino. Che in edicola abbiamo in uscita l'audio delle schighe di Toscano durante il match. Fai da ascoltare durante gli esercizi fisici come sprono per allenarsi come i pazzi. Ci stanno le urla di Faggiano. Giusto. La classica chiosa. Il direttore Pittera come potta chiunare una determinazione del genere. Grandissimi. Passiamo, chiudiamo col The Course Independence, che è
che dico, col periodo di Pelligra ci sta, che intitola Good Wind. Questo gioco di parole classici dei tabloid inglesi, dove good win è bella vittoria, good wind è benevento. Ok. La dovevo spiegare perché non la capivo. No, sì, a me me l'hanno spiegata 3 volte e non ho capito. Abbiamo un'intervista al presidente, al mitico Uncle Ross Pelligra, che dice: sogno troppo contento di questa vittoria fatta con determination, concentration, aggressivization e soprattutto sgavitation. Ok. Catania, tutti pari come a big family. È così. Paro che assai cucurella come moglie. Così ha detto. Vincent for me è come a brother, a cugnato. Ho una mala soggira, non so. Ma, vediamo. Infine, il classico scoop del nostro reporter da San Leone, Daniel Fagian annunciat: with the fuori Rose player potremmo finire dei lavori of muratura to finish finalmente l'ennesima struttura. È un altro modo per economia circolare. Esatto, anche per includerli nel progetto. È giusto, fagli fare qualcosa. Abbiamo una piccola domanda al solito. Una domanda al volo. Ci scrive Juan Davuan, originario del Kazakistan, ma residente in Afghanistan, e chiede a Carlo tutte Breve. terre dove la democrazia è così. A chi chiede? A Carlo Breve, Certo. a proposito di Quello stoppa. chiede, Di Juan a breve, giusto. A proposito di stoppa, ma se Toscano urla stoppa davanti a potere, chi fa stoppa o tira? Tira. Va bene, grazie ragazzi, torniamo da voi per le pagelle, adesso torniamo da Giulia. Sì, perché noi ci fermiamo per un po', il tempo di un caffè e torniamo subito da voi. Bentornati a Corner, adesso andiamo a vedere le pagelle, restiamo sulla partita di ieri, per questo torniamo da Giulia. Sì, perché il migliore della partita disputata ieri è proprio lui, Gianluca Carpani. Che abbia il pensiero del trequartista lo si coglie nitidamente in occasione del gol vittoria, quando sulla verticalizzazione di Di Gennaro si fa trovare nella zona morta in cui riceve e serve con i tempi giusti Lunetta. Che abbia molti gol nei piedi traspare nello sviluppo dell'azione vincente, mostrando il piglio di chi punta la fish sulla respinta corta del portiere e va ad incassare la vincita. Passiamo invece alle pagelle generali della squadra. Iniziamo dall'allenatore toscano, sempre con 7,5. Beters 7, 6,5 per Ierardi, 6,5 Di Gennaro, 7 Castellini, Guglielmotti 7,5, 6 Di Tacchio, 7 Sturaro, 6,5 di Tacchio. 6,5 Di Tacchio, sì. Ok. Sturaro 7, De Rose 6 che lo sostituisce, Anastasio 6, Quaini 6,5 che entra al suo posto, 6,5 per Luperini, 7,5 per Carpani, 6 per Inglese che lo sostituisce, 7 per Lunetta, 6,5 per Stoppa che entra al suo posto. Il voto del migliore, che era Gianluca Carpani, non l'ho detto, ma era 7,5. Sì. Questa è la pagella. Ci sono obiezioni? Dissento. E sentiamo Padene allora che si dice. Sento aspramente. No, aspramente no. Per me il migliore di ieri è stato Guglielmotti, che ha fatto una partita strepitosa. Allo stesso voto. D'accordo, Alessandro, stiamo parlando del migliore. Al netto del gol, al netto della prestazione importante che ha fatto un altro che giustamente è valorizzato come Sturaro, per me Guglielmotti rimane uno di quei giocatori che per i primi 45 minuti C'ha impressionato. Sarà che ce l'avevamo di sotto, però rimane per me un giocatore che ieri ha giocato davvero una partita che ci ha impressionati. Poi tutto il resto condivido perfettamente. Se mi fai vedere ancora la schermata e le pagelle, probabilmente quel 6,5 a Di Gennaro per me si trasforma in 7, forse. L'unica occasione che ha avuto dall'altro lato, un po' l'impianto difensivo è andato in tilt, però Di Gennaro ma hanno giocato così bene difensivamente, esatto, che non si è neanche notato qualcosa di straordinario. È granitica. Era una straordinaria normalità. Ho premiato Castellini perché aveva un compito difficilissimo, andare a stringere sulla Mesta, che è un giocatore che ha una velocità impressionante, e ha fatto poco o nulla. Ma lo conosceva dall'anno scorso. Sì. Il resto mi sembra che una pagella che comunque dimostra. E il 7,5 a Toscano credo che sia assolutamente ci sta tutto. condivisibile. Finalmente, ieri parlando e commentando la partita con Carlo, gli ho detto tutte le volte che sento dire a un dirigente
che l'allenatore in una squadra importante è una soltanto delle componenti, dico che c'è qualcosa che non funziona nella diciamo, comunicazione di questo dirigente, ci sta dicendo una balla l'allenatore, così come la dirigenza che è fondamentale, ma l'allenatore è in una squadra uno degli elementi trainanti, la mano di Toscano si vede in maniera chiara, inequivocabile, poi anche Toscano è intelligente perché dice possono arrivare tempi difficili e complicati, perché ha l'esperienza per poterlo dire. E allora visto stiamo parlando di Toscano, il campionato come pochi. Sentiamo le parole di Toscano dopo partita e poi andremo a vedere anche le contropagine. Poi voglio fare una considerazione ulteriore rispetto a quello che sta dicendo giustamente. Sentiamo Toscano intanto. Il primo tempo è stato di grande livello, devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno dato intensità, hanno dato qualità al gioco, hanno messo in grossa difficoltà il Benevento per tutti i 45 minuti, ma eravamo partiti bene anche i primi 10 minuti del secondo tempo, poi quando abbiamo perso un po' di campo in alcuni calciatori che dovevano fare la prima pressione, ti sei un po' abbassato e ha dato un po' di campo al Benevento che ha grande qualità, però la cosa che mi è piaciuta di più lo spirito, il cuore dei ragazzi, il salvataggio sulla linea di Sturaro con Beters, quello è l'emblema di quello che sta nascendo e vogliamo costruire attraverso questo spirito di gruppo, questa unità di intenti, perché nessuno ti regala niente, il sacrificio deve essere alla base del nostro percorso, poi dentro ci metti la qualità e l'organizzazione che oggi hanno dimostrato di avere. Cosa voleva aggiungere? Una battuta, tra uno che c'è il manico e uno che c'ha un cotton fioc, la differenza si vede tutta. Sentiamo Alessandro. Complessivamente penso di poter dire che quest'anno tutto è al suo posto, non c'è confusione. L'anno scorso avevamo la percezione di una confusione in vari settori, c'erano delle figure non inquadrate, non collocabili. Adesso credo che Faggiano prima di tutto ha costruito una struttura sua di uomini di fiducia che non sono i giocatori o collaboratori di Toscano, parlo della struttura, il team manager, l'osteopata, piuttosto che un altro professionista specialista. Ha creato una struttura, quindi dice le responsabilità me le prendo io, però ogni cosa oggi mi sembra al suo posto. Questa è la percezione che ho dall'esterno. Sentire anche Carlo su questo. Aggiungo soltanto uno slot. Parliamo anche di Grella, perché Grella è stata una persona talmente intelligente, così come tutte le persone che inquadrano magari nel percorso gli errori che hanno commesso e vanno a riparare. L'intelligenza di una persona sta non nel non commettere un errore, ma nell'andare immediatamente a correre ai ripari e farlo con un'intelligenza tecnica, e questo è quello che ha fatto Grella. E allora da Pelligra a l'inquadramento diciamo della struttura, il reset, esatto, tecnica, ci stanno davvero anche le idee di Grella. Sì, sono perfettamente d'accordo, Angelo. Lo spessore della persona Grella non si è mai discussa qua, abbiamo sempre individuato uno spessore umano forte, quello di Grella, e il fatto che abbia riconosciuto gli errori sempre, ci ha messo sempre la faccia, li ha subito riparati. E poi quest'anno ha subito puntato su profili totalmente diversi da quelli dell'anno scorso, ha puntato su un allenatore che ha vinto 4 campionati di Serie C, che sa come si vince in Lega Pro, quindi questo è fondamentale. Non ha puntato su una scommessa, ha puntato su un direttore che fa della personalità, che fa della conoscenza della categoria la sua forza, e quindi ha puntato su un uomo forte dentro la società, e lui si sta occupando di altro, si sta occupando di quello che è il suo ruolo di vicepresidente. Posso fare un'altra considerazione? Sì. Pensate che nel corso della scorsa stagione il costo insomma è stato di circa 9 milioni e mezzo. Quest'anno con un budget sostanzialmente dimezzato rispetto a quell'importo, ok? Perché il costo di questa squadra attualmente è questo, cioè è molto meno del costo dell'anno scorso. Stiamo vedendo subito una squadra riconoscibile. L'anno scorso sono state costruite più squadre che si sono sovrapposte per poi arrivare comunque a un rendimento in campionato molto molto deficitario.
Ma l'anno scorso se non si fosse cambiata la squadra a gennaio, la squadra di giugno avrebbe fatto molto meglio. Non ci sono dubbi. Io non ho dubbi su questo. Allora, Sei andrei d'accordo, di nuovo. Patanè, un sì o no? Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, sì, ma penso che l'errore principale l'anno scorso sia stato nell'individuazione delle figure, dalla guida tecnica iniziale. Quindi la confusione che oggi non c'è più. Dalla guida tecnica al team manager, mettiamola così, no? E allora in quella confusione, se affidi la guida tecnica del Catania ad un allenatore magari emergente, al quale facciamo tutte le migliori fortune, ma che non è il signor Toscano, la differenza è di tutta evidenza su come imposta la squadra e su come si fa sentire in campo. Guardate che Toscano ha a che fare oggi con giocatori come Sturaro, che è un giocatore che ha fatto gli europei, no, non è l'ultimo arrivato, e gli parla da allenatore, e Sturaro rispetta l'allenatore. Ho sentito tanti giocatori l'anno scorso mormorare, ovviamente non ai microfoni accesi, ma tu che film hai fatto? Cioè, parlando di allenatori che avevano iniziato con i quali non avevano L'anno sostanzialmente. scorso ormai è passato, No, adesso guardiamo avanti. Angelo. sto dicendo Però una che- differenza si vede anche. È sostanziale. che dagli errori la persona intelligente cresce, Esatto. non si abbatte. È stupido colui il quale persevera nell'errore. E Allora, non è questo il caso né di Grella né di Pelliga. Ancora una volta ci fermiamo e dopo ripartiamo dalle contropagelle dei cugini. E Ci poi abbiamo un fermiamo. interessante contributo sulla rosa del Catania, Quello su cui lo faremo vedremo dei dopo, ragionamenti. E poi a mezzanotte finiamo la Con trasmissione di calma, oggi. va bene, non è così. Calma. Ci fermiamo. Eccoci di nuovo in studio, torniamo da Giulia. Da casa ci scrivono: finalmente ho visto una squadra che lotta su ogni pallone, mi è piaciuta la pressione e le giocate di prima che hanno fatto i giocatori in attacco. Maurizio da Tre Mestieri. E ancora, buonasera a tutti, questi giocatori sono già un gruppo coeso, vedi gli abbracci con la panchina. Buonasera a tutto lo studio, ieri abbiamo visto un grande Catania, attento e voglioso di vincere. Dico solo ai tifosi del Catania di stare sereni che la B arriverà. Gaetano da Enna. E ancora messaggi per Carpani. Sì. Allora, Sì. la B è un percorso complicato, è un percorso difficile, non si ci arriva senza avere coesione, senza avere struttura. Magari arriverà, e io mi auguro che arrivi quest'anno, però la costruzione di un futuro del Catania, comunque vada questa stagione, io mi auguro bene, è già chiaro, è già evidente, è un tracciato importante sul quale questa società sta lavorando. Io reputo che quando si lavora bene con un allenatore, una struttura, per come ne abbiamo descritto, le prospettive e le proiezioni ci sono tutte. Poi arriverà, speriamo anche quest'anno. Sentiamo ancora Giulia. Sì, c'è un messaggio per Carpani. Carpani ha segnato un gol di grande intelligenza colpendo il pallone di collo basso. Se lo avesse colpito di interno sarebbe andato in curva sud. Un grande calciatore, Giuseppe. Sentiamo Carlo Perez. Benissimo. Sì. Calciato pulito, di collo pieno. E quindi Giulia, torniamo da te fra non molto, fra poco Ok. di nuovi messaggi. Adesso vorrei andare dai cugini perché sono le contropagelle. So che ci sono dei giudizi Sì. particolari. Clamorosi, Patanè, laconico, sì o no? Sì, più un'altra misura di chiacchiere. Ok, perfetto. Avete fatto un elogio a Grella, volevamo farlo anche noi perché ha messo tutte le pedine al poggio studio quest'anno. Questa è la conferenza stampa che c'è stata ultimamente. E noi in esclusiva sappiamo cosa stava scrivendo nel foglietto. Che è questo più o meno. Questa è l'immagine, quello che c'è scritto nel foglietto. Che si Ragazzi, vede, si vede. È entrato in prima Catania. È entrato giusto nell'inglese, bravo. Vi fate Lanciamo- vedere le pagelle per Lanciamo piacere. subito le pagelle, lanciamo subito le pagelle. Vediamo le pagelle. Gerardi 7. Dopo sta partita a casa di Sdico Periciu installa Gerardi antifutto. Guglielmotti 7,5. Questo non va a benzina, va a citolo. È esplosivo. Di Tacchio 7. Fisico che subito dopo nasciuto nel 1400 a Stura a Firenze avevamo un di Tacchio di Michelangelo. Dettoide su quale si potessero assettare 6 piccini di 8 anni. Superficie pettorali superiore a chi del San Giovanni a punta,
stennocleidomastoideo di circa 28 kg è stato di forma fisica con 99% dei 25 anni su un sonno a notte. Colosso! Sturaro 7,5, non ho visto mai muruccatigna. Prima conciaste a queglia, poi sabbia più molto per stappare in gol. Muraglia cinese! Cappani 7,5. Siamo senza attaccanti? Senza parola, ci pensa io. Bomma e chitarra pottandera, a così sputtusami i potti. Stoppa 7, stoppa gibla, ma soprattutto è quando cuore. O pigliolo! Toscano 7, da nord ligio a tua difesa. Infatti abbiamo tutti i difensori. Do primo tempo parevamo assatanati e in do secondo tutti in difesa, come fa una squaccia di cica sa zocca a fare. Comandante! Basta, finito qui. Ma che sul montaggio mancava Guglielmo. Va bene, mancava Guglielmo 7,5. Ma il VHS è sempre lo stesso o lo prendete all'archivio vecchio di casa? Quale? Quale? Non capisco chi? Il VHS delle pagelle che lanciate No, è sempre lo stesso. Ci registriamo sopra. Ok. Esatto. Allora, adesso però andiamo a vedere qual è la situazione, Alessandro. In realtà avete Angelo allungato questa e trasmissione Carlo. un quarto d'ora per me e non mi fate parlare di una cosa importante che viene fuori un po' dalla pagella di Toscano. Dalla pagella di Toscano. E qual è questo? Sono Quindi quegli stai dicendo che abbiamo allungato la trasmissione perché? Per me. Perché tu hai bisogno Così. di più tempo. Appaltagli 10 Almeno. minuti da adesso. No, 10 minuti no. sì. Ma- Io devo mandare il 3-2-1. Perfetto, ma prima, visto Sì. che ci lanciano l'assist, quelli non solo le videocassette, fammelo dire. Te lo faccio allora, tu a difesa difesa quello di chi? striscione che campeggiava, ok, la difesa. esatto, nella Nord ha un significato importante. La Nord ieri lo ha voluto esprimere non soltanto con uno striscione che può essere così interpretato da tutti per come ovviamente sinteticamente scritto, ma anche A lo tua spirito. difesa, ricordiamo per chi non lo l'ho visto. spirito, perché prima della partita i tifosi della Nord hanno fatto così una distribuzione di volantini dove spiegavano il perché di questa difesa e i tifosi della Nord dicono: noi non siamo dei filosocietari, non ci siamo inventati in un giorno tifoseria vicina a questa società, perché noi riteniamo di avere sempre come obiettivo quello della difesa del Catania, no, da qualunque attacco, da qualunque forma arrivi. Lo abbiamo fatto nei periodi di contestazione, dove siamo stati in prima linea sulle contestazioni, ma oggi non possiamo non essere a fianco ad una società, ad un gruppo che sta dimostrando sul campo di essere un gruppo coeso e un gruppo che vuole costruire qualcosa di importante. Questo era il significato, cioè noi ci ergiamo a paladini, difatti quello striscione è un paladino di una tifoseria che ha come primo obiettivo quello della dignità, della difesa dei colori del Catania. I tifosi hanno il diritto di fare anche questo e lo hanno espresso in maniera intelligente, pacifica ed evoluta. A volte si parla degli ultra Pensavo avessi soltanto, finito. si parla degli ultra soltanto raccontando episodi negativi, ma quando c'è un gesto di maturità, quando c'è un gesto di intelligenza che arriva dalle due curve, anche quella espressione sulla Sud, no? Sii chiaro Pelligra, cerca di essere chiaro, no? Anche quella è una dimostrazione di attenzione e di critica costruttiva, perché noi vogliamo vincere. Le curve a volte insegnano anche a noi come si può anche stare vicini ad una squadra con le critiche costruttive. Chiarissimo questo messaggio e questa spiegazione poi che ci ha dato. giusto? È una È stato dentro in meno di 10 minuti, Però anche è questo è stato bravo, apprezzato. da questo punto di vista è Quarto stato d'ora, bravo. quindi 5 minuti Adesso ancora ce li ho. sentiamo Francesco Triolo che ci fa il punto sul campionato, dopo 2 giornate appena, di Serie C, il 3-2-1.
7 gol in 2 partite, ma soprattutto 2 vittorie di prestigio contro avversari costruiti per lottare al vertice. L'avvio di campionato del Picerno e di quelli sprint. Prima il successo 4-1 sull'Avellino, poi il 3-0 a Trapani per i ragazzi di Tomei grazie alla doppietta di Maiorino e il primo acuto di Volpicelli. I rossoblù in testa a punteggio pieno con il migliore attacco del torneo, ma soprattutto con la conferma di quanto buono già fatto lo scorso anno, quando quella lucana era una delle formazioni più ostiche da affrontare. Il prossimo impegno con la Casertana potrebbe già dare la prima conferma sulla solidità anche quest'anno della squadra. Scoppiettante è stato anche l'avvio del Cerignola. La vittoria alla prima giornata in casa della Juventus Next Gen aveva da un lato sorpreso, soprattutto per il risultato, quei 4 gol rifilati ai giovani bianconeri, ma il bis contro il Messina 2-0 con le reti di Cuppone e Capomaggio ha dimostrato che la squadra di Peppe Raffaele ha dinamicità ed aggressività, ma per giocare al top deve sempre andare al massimo della condizione fisica. Domenica i pugliesi andranno ad Avellino contro un avversario che non può più sbagliare. Sarà un bel banco di prova. Potenza, Foggia, Giuliano e Sorrento viaggiano insieme al Catania al terzo posto della classifica. Quello che più stupisce è probabilmente il Foggia per via delle difficoltà della società nella scorsa estate, ma il DS Domenico Roma ha costruito un organico di tutto rispetto, trovando in Emmausso, ex Catania e Messina, l'uomo risolutore della vittoria di Altamura. Il campionato è ancora lungo, mancano nei piani alti squadre come Trapani, Avellino e Benevento. Vedremo se la terza giornata, con un bel Avellino Cerignola e Crotone Trapani, dirà qualcosa in più. Allora, abbiamo ascoltato il racconto di questa anche giornata. Juventus Next Generation Catania. Adesso ci arriviamo perché il prossimo avversario. Ci arriviamo. Qualche messaggio, Giulia? Sì, da casa ci scrivono: la presenza dei dirigenti a bordo campo è fondamentale. Ho visto un bel Catania, a differenza dello scorso anno, sono fiducioso, forza Catania sempre. Una domanda per voi. Dario si chiede: buonasera, è vero che il Catania rischia punti di penalizzazione? Al momento no, categorico. No. Ok. Al momento no. Perché mai? Un'altra domanda per Vagliasindi questa volta. In certi momenti il Catania sembrava una squadra allenata da Antonio Conte. Forse Toscano ne trae spunti? Ma non credo. Antonio Conte fa un 3-5-2 proprio scolastico. Toscano ha utilizzato diversi sistemi di gioco a seconda del materiale che ha avuto a disposizione. Forse sull'intensità, cioè sull'impatto motivazionale, ma da un punto di vista tattico no. Essere simile. Sì, da un punto di vista tattico credo di no. Il modo di comunicare con la squadra potrebbe essere simile, sì. diciamo. Un ultimo messaggio. Questo è un messaggio sentimentale per Patenè, ti amo da morire. Non potevo non leggere. Peggio non potevano scegliere. Esatto. Peggio non potevano. Allora, non potevano leggere. Ci fermiamo, è l'ultimo break e poi diamo spazio alla rosa del Catania. Un'analisi sulla rosa anche a mercato chiuso. Il prossimo avversario chiaramente da analizzare. Tutto questo fra pochissimo. Allora, siamo nell'ultimo segmento di Corner, ripartiamo. Alessandro da... Settimana scorsa ancora il mercato doveva chiudersi, abbiamo adesso un consuntivo, quindi andiamo a vedere insieme a Giulia la rosa. Catania. E vedete evidenziati in giallo i giocatori che diciamo sono fuori dalla lista ma che sono sotto contratto col Catania. Andiamo. Iniziamo dai portieri. Marius Adamonis, Klavs Beters, Damiano Butano, Lorenzo D'Agata. Noi avevamo previsto la settimana scorsa la possibilità che arrivasse un terzo portiere. Probabilmente le dinamiche del mercato in uscita hanno condizionato la possibilità appunto di acquisire un terzo portiere. Esatto. Vorrei capire da Carlo che tipo di valutazione fa sul dualismo Beters-Adamonis alla luce delle prestazioni sempre più in crescendo di Klavs Beters. Beters, ho detto più volte, secondo me dal punto di vista dell'affidabilità nell'ordinaria amministrazione è uno dei migliori portieri. Non ha dei picchi elevatissimi nelle prestazioni. Adamonis, per quanto lo conosca, ha dei grandissimi picchi con costanza, sicuramente un giocatore di prospettiva superiore rispetto a Beters, però deve trovare ancora la condizione e fino a quando Beters farà bene non ci sarà motivo di cambiare.
né Toscano è il tecnico che Secondo si me fa non ci sarà condizionare motivo. dal cognome. Secondo Andiamo me ai no. difensori, Giulia. Andiamo ai difensori e vediamo Matteo Di Gennaro, Mario Ierardi, Entijon Gega, Alessio Castellini, Alessandro Quaini, Alessandro Celli, Tommaso Silvestri, Francesco Rapisarda, Salvatore Monaco e Oscar Allegra. Qui abbiamo. C'è una possiamo sfilza di restare gialli, anche, no? possiamo restare anche sul quadro che ci mostra la regia, perché di fatto ci sono 5 centrali per tre ruoli. Di solito si fanno 2 coppie per ruolo, quindi dovrebbero essere 6, ma torniamo al ragionamento che abbiamo fatto prima per il terzo portiere. Anche qui guardate quanti sono i giocatori fuori lista, sono 4 difensori fuori quindi, lista, sì. quindi è inevitabile che questo ha condizionato la possibilità. Ma ci può anche di stare arrivare. che il ragazzo albanese Allegra, no, parlo di Gega che il Catania ha preso, che, sì, sicuramente potrebbe essere un titolare aggiunto, e il ragazzo Allegra può essere preso in considerazione da Toscano. Certo. Ci può assolutamente già l'ho fatto stare. con Forti, con De Emilio, potrebbe può anche assolutamente essere stare. coinvolto Allegra. Andiamo ai centrocampisti. I centrocampisti: Alessandro Raimo, Davide Guglielmotti, Armando Anastasio, Gabriel Lunetta, Francesco De Ros, Francesco Di Tacchio, Stefano Sturaro, Luca Verna, Gregorio Luperini, Gianluca Carpani, Caleb Jimenez, Niccolò Zenellato, Carmelo Forti. E qua c'è stato Questo è un un'autentica reparto, secondo me, rivoluzionato. ricchissimo. E con tantissime soluzioni e con tantissime soluzioni, perché puoi giocare con giocatori forti fisicamente, puoi giocare col trequartista, col giocatore che inventa, ha tante soluzioni. Ricordiamoci che ieri mancava Verna, che insomma è un titolare sicuro di questa squadra, quindi deve crescere di condizione, perché era stato fermo per un'operazione. Ci sono notizie rassicuranti, perché il problema che ha avuto a Potenza contro il Sorrento, c'è un'infrazione al costato, sembra più veloce in termini di guarigione rispetto a quello che si temeva. Non ce la farà per questa partita di sabato, ma dalla prossima settimana rientrerà in gruppo, quindi sono proiezioni rassicuranti. Non sono danni gravi quelli che riguardano il costato. Andiamo agli attaccanti. Passiamo agli attaccanti. Sì. Roberto Inglese, Matteo Stoppa, Filippo D'Andrea, Adriano Montalto, Lorenzo Privitera, Clarence Corallo, Gabriel Popovic, Cosimo Chiricò, Federico D'Emilio. E qui credo che si giochi la partita decisiva per l'esito della stagione del Catania, nel senso che Inglese è ovviamente, tra virgolette, una scommessa. Contratto di fatti un solo anno. Un giocatore da rilanciare, ma su cui Faggiano crede ciecamente per averlo avuto in precedenti esperienze professionali. Montalto è un giocatore di 36 anni che ha fatto gol quasi sempre in tutte le categorie, però è chiaro che sarà molto importante secondo me il contributo dei trequartisti o delle seconde punte, quindi di Stoppa, di D'Andrea, di Luperini, cioè io credo che di Menez assolutamente, che ha smaltito l'influenza e sarà disponibile. Sono tante soluzioni lì nei però tre quarti. tu mi insegni, Carlo, che poi il terminale offensivo ti dà la dimensione della stagione, quindi se dall'accoppiata Inglese-Montalto dovesse arrivare un numero di gol di un certo tipo, e allora le ambizioni potrebbero... Posso dare una lettura guardando proprio la schermata, se ce la ridà la regia? Abbiamo visto che c'è una sfilza di gialli tra i difensori e qualcuno dei centrocampisti e tra gli attaccanti. Io reputo che il mercato di gennaio, una volta che chi è rimasto fuori dalla rosa ha avuto ormai la percezione chiara e diretta che non è in lista del Catania e quindi non può essere... è appena iniziato, Esatto. 2 giornate, tu pensi già al mercato di riparazione? No, non è un mercato di riparazione, non è tanto un mercato di riparazione, quello di Catania, gennaio ti sembra di riparazione? ma sarà di riparazione per chi ha deciso di restare a Catania, magari confidando in un atteggiamento più morbido da parte della dirigenza, che invece ha messo fuori rosa questi giocatori, con i quali evidentemente ha fatto un ragionamento chiaro. Io dico, sono dei lavoratori, hanno un contratto e hanno ragione di volere determinate garanzie, magari
hanno anche volontà e voglia, una volta che vedono quello che è l'impianto ormai risoluto della dirigenza, avranno voglia di trovare una nuova collocazione. I primi acquisti del Catania, nel caso in cui si dovessero liberare a gennaio degli slot tra i difensori e tra i centrocampisti e tra gli attaccanti, sarà quello di andare a individuare una figura d'attacco. Io so che il Catania comunque ha già individuato 1 o 2 profili che ovviamente terrà in caldo fino a gennaio, in attesa che si possano liberare a degli chiosa slot. di quanto stai dicendo, posso dare un retroscena di mercato. L'ultimo giorno di mercato, addirittura le ultime ore di mercato, sembrava addirittura d'arrivo la trattativa tra il Catania e la SPAL, che avrebbe portato Chirico alla SPAL e la Mantia al Catania. Questa trattativa, che aveva tutti i crismi per diventare definitiva, è saltata poi per la quadra sulla ripartizione degli stipendi tra Catania e sull'ingaggio importante di Chirico. Però era una cosa che stava viaggiando velocemente verso la conclusione. Conferma quelle che sono le mie informazioni, perché non penso a gennaio come mercato di riparazione, penso a gennaio come possibilità per il Catania di accrescere questa rosa, magari confidando nel buonsenso o nella volontà di alcuni calciatori che magari preferiscono continuare la carriera accontentandosi di qualcosa in meno. Abbiamo da vedere il prossimo avversario, la Juve Next Gen. E andiamo di nuovo il prossimo avversario è la Juventus Next Gen, che vede 2 partite giocate, una vittoria, 0 pareggi, una sconfitta, 6 gol fatti e 6 gol subiti. Nelle ultime 2 partite ha subito una sconfitta in casa con l'Audace Cerignola, chiudendo la partita 3-4, e una vittoria con il Casertana, chiudendo la partita Casertana Juventus Next Gen 2-3. I marcatori sono Amaradio, Anchele, da Graca, Palumbo, Papadopoulos, Stivanello. Anche lei ha già esordito con Tiago Motta quest'anno nella prima squadra, da Graca ha presenze con la prima squadra l'anno scorso. Montero è l'allenatore, Paolo Montero, è una squadra che sta diventando piano piano serbatoio della prima squadra. Produce molto, già Motta quest'anno ha fatto esordire Savona, titolare, ha fatto esordire Bangulà, insomma è un lavoro in sinergia. 2 partite, 6 gol subiti, soprattutto nei primi minuti. 3 gol subiti subito dal Cerignola e 2 dalla Casertana nei primi 20 minuti. Sono stati bravi a ribaltare la partita a Caserta e quasi a contenere, a limitare i danni e quasi a raggiungere il Cerignola nel finale. Quindi è una squadra che non si dà mai per vinta, squadra giovane. Montero è stato un grande difensore, no? In questo momento ha una squadra che subisce così tanti gol. Perché sono giovani, guardiamo i ragazzi numeri di questa molto squadra, inesperti, poco pragmatismo, cercano sempre di giocare, hanno subito dei gol perché hanno cercato sempre di iniziare la costruzione dal basso e si sono fatti trovare spiazzati in determinate situazioni. Però è una squadra che quando attacca lo fa a pieno organico e lo fa con grande qualità. Carlo, vale 17 milioni circa il monte e valore di questa squadra, che rimane l'autentica outsider come valore di questo girone. L'incognita della Juventus è quella di andare a confrontarsi con squadre del girone meridionale che ovviamente applicano un'altra idea di calcio, quello diventa serbatoio tecnico della Juventus prima squadra, giocatori che hanno esordito con la Roma l'anno scorso, giocatori che hanno già... anche l'Atalanta, l'anno scorso abbiamo visto diversi ragazzi forti contro il Catania ai playoff. Palestra è diventato quasi titolare o comunque ormai stabilmente nella prima squadra allora, di Gasperini. Qual è la differenza? E si vedeva che era un giocatore forte. La tecnica contro, diciamo, l'approccio da Serie la C, freschezza, proprio la brillantezza rispetto contro il pragmatismo di quello delle che squadre succederà. esperte di e allora sarà sabato una partita da godersi. Un minuto di messaggi per Giulia. Allora, questo messaggio devo leggerlo per forza. È per Patenè, ma come Pottagliunari Patenè tutto vissuto di Yango, uso papa. Oggi ci siamo vestiti allo stesso modo con Giulia. Esatto, voleva essere in pandan con me.
Buonasera a tutti, un bel Catania, gioca bene in tutti i settori, complimenti ai dirigenti, ottima scelta dei giocatori, forza Catania da Benny. Buonasera allo studio, dobbiamo dire grazie al presidente. Io non mi ricordo un presidente di aver speso tutti questi soldi per il Catania. Forza Catania, salvo da Catania. In Serie C? Di nuovo. Sì. No. In Serie C no, ovvio, poi Serie A, Serie B hanno bilanci. Massimino li ha spesi, ma chiaramente erano altri tempi. Altri tempi, in termini percentuali però ne ha spesi parecchi, penso proprio perché di sì. si parlava di miliardi allora per allestire una squadra, qualche miliardo oggi con l'inflazione e la devalutazione probabilmente anche 15 Massimino milioni di euro in 2 anni. Una domanda secca per Patanè. Secca. Patanè, il Catania se la meriterebbe la Serie B? Assolutamente sì. Ok. Basta, senza ma e senza se. Un ultimo messaggio. Ok. Un messaggio per Guglielmotti. Guglielmotti mi ha ricordato il miglior Di Marco dell'Inter, dalla parte opposta rispetto al più famoso collega. Bel Catania, il vero fuoriclasse è Toscano. Vai Timpano 64. Grazie allora a Giulia. Allora, prima di chiudere e prima dei saluti devo ricordare che subito dopo la nostra trasmissione potrete seguire la telecronaca, la telecronaca integrata, la differita del match di ieri sera del Catania e il Benevento con il nostro Marco Carli, e ci sarà anche Carlo Breve che ci racconterà insomma questa partita. Che ormai ha messo le tende, che è la Carlo, nostra qua, trasmissione e chiaramente si può seguire anche in live streaming sulla siciliaweb.it, che con lo sport torniamo comunque venerdì perché c'è la preview con Marco Carli, che sabato torniamo con diretta stadio. Patanè ci racconterà Juventus Next Gen Catania da Biella. Sto facendo già lo zainetto, le valigie me le fanno portare sull'aereo. E poi dobbiamo dire che noi torniamo lunedì comunque, la prossima settimana, e poi ci saranno gli altri appuntamenti. Allora, grazie intanto a Giulia. Grazie a voi e grazie a tutti voi per averci seguito. Posso dire una cosa? Stanno chiedendo quando è che facciamo le dirette e le trasferte. Dateci il tempo che il campionato si infiammi. Siamo fuori tempo. Ciao. Questa sera. Grazie a Carlo Breve. Grazie a te Angelo, buona serata. Grazie ad Alessandro Iasilvia, Angelo Patanè. Grazie anche a Michele che mi dice che sto peggiorando notevolmente. E non è che ha tutti i torti. E poi ci troviamo con Corner lunedì prossimo.